ma proprio il suono, cioè il suono e l'atmosfera della musica reggae. Forse anche il fatto che è una musica così diversa, così lontana, che parla di cose, in realtà noi l'abbiamo conosciuto attraverso Marley, quindi ma ha sempre parlato del mondo, però è così lontano il contesto, così diversa la gente, così diverso il suono, il modo di suonarle, che ci ha subito affascinati proprio perché era una cosa distante. Certo. È molto interessante questo concetto della distanza, ma per ritornare un attimo al concetto delle radici, io credo che per un artista dove pianta le radici soprattutto è un aspetto molto importante, soprattutto in un'epoca sempre più dematerializzata. E mi chiedo questo, esattamente il vostro rapporto con Pordenone, il vostro rapporto con il vostro luogo d'origine, perché poi voi siete partiti di qua e avete scalato le vette un po' nel mondo, però che rapporto avete con la vostra terra? Ma conflittuale. Ma in verità, No, dai, scherzo. No, conflittuale preciso. Pordenone città, noi l'abbiamo vissuta più durante le scuole superiori. E quindi ovviamente c'è quel ricordo di conflitto, ma conflitto così simpatico, perché ti dovevi comunque svegliare alle 6 di mattina e andare a scuola. A chi piace, a nessuno. Poi in più, adesso fa caldissimo, a Pordenone quella volta pioveva sempre, io mi ricordo, non so perché, ma negli anni 2000 pioveva sempre, per cui vedi te. Però abbiamo qui a Pordenone, al Deposito Giordani, siamo andati ai primissimi concerti, non solo, poi dopodiché anche a farli, ma come spettatori, per cui ha significato molto questa città. E potenzialmente il fatto di vivere in una realtà comunque di provincia vi ha dato magari quel boost a darvi una carica per andare oltre, per spronarvi ancora di più? allora c'è da dire questo, un tempo era Pordenone, oggi sarebbe Milano, nel senso che il piccolo, cioè quello che era più grande prima, adesso è comunque troppo piccolo, noi venivamo da San Vito, c'era comunque la possibilità di fare delle cose a San Vito, c'era un progetto giovani, dal quale, insomma, dove noi siamo effettivamente nati, c'erano dei locali piccoli nei quali abbiamo effettivamente suonato, però Pordenone ovviamente era come dire un palco un po' più grande e dopo insomma si fa una scala piano Certo. piano. Oggi magari dici Pordenone, non lo so, in verità purtroppo alcuni locali non ci sono più, alcuni locali nuovi ci sono, all'epoca non so se eri più legato al luogo, ma eri legato al luogo perché non c'erano le piattaforme digitali, c'erano le piattaforme vere. Quindi crescevi se quel posto lì ti dava la possibilità di farlo. Certo. Un aspetto secondo me molto interessante che c'è alla base un po' di tutte le arti, ma secondo me nella musica è particolarmente emancipato questo aspetto, è il fatto che il musicista attraversa diversi stati attraverso la sua creatività. In particolar modo inizia magari da momenti di estremo solipsismo, di estrema solitudine, fino ad arrivare ai momenti di massimo sfogo con il pubblico. E allora io mi chiedo, quando gli artisti decidono di utilizzare un certo linguaggio espressivo, è come se decidessero in qualche modo di porre inevitabilmente un filtro interpretativo tra loro stessi e la realtà che li circonda, magari una realtà più empirica e una realtà metafisica. E allora io mi chiedo questo, l'avvicinamento a questa cultura, l'appropriazione anche di questa cultura, che cosa vi ha insegnato? Che nuova percezione vi ha dato sul mondo? Come è cambiato il vostro modo di interagire con voi stessi e con la realtà circostante? È una domanda impegnativa, inizio io magari senza dilungarci troppo perché poi ci sono delle questioni anche, insomma, non siamo come dire, se oggi siamo degli esperti, oggi servono gli esperti in TV, Certo. noi non siamo. Però siamo esperti in un certo senso perché, allora, rispetto al linguaggio, noi non è che abbiamo scelto di fare il reggae, abbiamo scelto di... È una cosa che è successa, non c'è una scelta, nel senso che non è che hai delle opzioni, diceva questo sì, questo no. Lo fai perché ti piace, come dovrebbe essere. Come ogni lingua, le lingue non sono traducibili al 100%, per cui, che è il bello anche delle lingue, per cui vuol dire che devi impararle e il reggae ha dei codici anche linguistici proprio, perché parla di certe cose specifiche in un certo specifico modo, che la forza di questa musica è anche il limite, perché a un certo punto si arriva, diciamo, a un livello di saturazione, per cui ci vogliono termini nuovi e punti di vista nuovi. Quello che ci ha dato, io dico sempre questo,
Tu pensa che la Giamaica è un'isola dei Caraibi che è più o meno grande come il Friuli. Pensa l'influenza musicale che ha avuto sulla musica globale, un paese così piccolo, non solo, ma la visione, perché la musica reggae è la musica di un'isola piccola come il Friuli Venezia Giulia, di una comunità estremamente più piccola all'interno di quell'isola, comunità che all'inizio era anche, diciamo, decisamente non ben voluta, che ha avuto, come dire, una visione sulla società, sulla politica, sull'ingiustizia del momento, visione che però è eterna, no? Perché le ingiustizie, le disparità, eccetera, ci sono sempre. Ed è una musica che ha rappresentato tantissimo, quindi questo motto, diciamo. E se ci pensi, spesso la gente prende ad esempio il blues, ovviamente, ma non c'è oppure la musica degli anni 70 negli Stati Uniti, la musica di protesta, non c'è una musica che sia riuscita, partendo dalla spiritualità, a mantenere quella spiritualità, ma anche fare un'analisi materialistica della storia, come il reggae. È una cosa unica, quella del reggae, è un episodio veramente unico, non c'è un altro esempio. L'hip hop non è, a parte che è figlio, se vogliamo, ma il reggae ha questa unicità, questo grandissimo contributo che ha dato all'interpretazione della vita, se vogliamo. Certo, molto interessante, quindi quasi un aspetto, potremmo dire, ontologico dell'esistenza, molto interessante. Ora, noi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, dove oggettivamente è un'epoca dove forse stare al passo diventa quasi difficile, però io sono dell'idea che un'epoca che si rispetti è colei che è in grado di apportare dei cambiamenti quando il tempo lo richiede. Quindi una civiltà che si rispetti è colei che è in grado di adottare nuove scale valoriali e abbandonare altre tipologie di scale. Quindi diciamo un investimento che noi facciamo come società sull'individuo a beneficio del collettivo. Ora però mi chiedo questo: il politicamente corretto, che effetti effettivamente sta dando sulle nostre vite? Come ci sta cambiando? Sta cambiando la percezione dell'arte, i suoi possibili limiti, sta minando magari la sua libertà di espressione? E soprattutto, c'è effettivamente il rischio che tutto questo si risolva in una deriva ideologica che porti essenzialmente a non valutare più il contesto nel quale agiamo, ma semplicemente a stigmatizzare certe parole o certi messaggi indipendentemente dal contesto, mi chiedo. Tutto ciò può essere pericoloso, ma soprattutto è contrastabile? Domanda impegnativa anche questa, adesso devo pensare. Un cambiamento repentino perché non ho mai fatto tra me effettivamente, penso pochissime volte, qualche pensiero sul politicamente corretto, però cioè quello che io personalmente vedo in quella che si può chiamare arte oggi, usando questo nome, comunque in maniera secondo me non esattamente corretta. Mi ricordo che tempo fa leggevo un libro di un filosofo italiano che adesso non c'è più, lui insegnava un professore insegnava in Germania, si chiama Pietro Archiati, che lui proprio era un libro in cui spiegava diciamo il cambio che c'è stato nell'arte più o meno 3 secoli fa, diciamo, con l'inizio del pensiero materialista, confronto a quello che era prima. Cioè, prima l'artista era colui che esprimeva con la propria voce, con le proprie mani, insomma, in qualsiasi modo l'arte gli permettesse, una verità che era per forza una verità spirituale oggettiva. C'era molto poco di se stesso, mentre oggi quello che è considerata arte è la visione peculiare, personale di X persona. E già questo segna un cambiamento profondissimo, proprio bisognerebbe, cioè uno potrebbe non solo parlare, ma pensarci parecchio, perché tra l'esprimere una verità spirituale, che quindi è possesso di pochi, perché in questo caso come dire, in possesso solo delle scuole iniziatiche,
quindi pochi eletti potevano effettivamente essere, insomma, essere artisti, come dire. È quello che succede oggi, soprattutto nell'arte moderna, in cui, non dico chiunque, ma insomma c'è un vuoto proprio, no? È cambiato completamente questa cosa. Dall'essere una verità, e la verità è per forza oggettiva, all'essere l'espressione di un pensiero soggettivo, la distanza è grandissima. E quindi già questo cambia tantissimo proprio il significato di arte e di artista. Sul politicamente corretto non saprei. Mi sembra che oggi il problema principale che anche all'interno dell'arte è lo stesso che all'interno della scienza, che all'interno del pensiero in generale, che è il materialismo. Il materialismo significa la negazione di la convinzione, anzi, che la realtà sia quella percepibile dai sensi, dai nostri sensi. Quindi l'indagine sulla realtà va fatta secondo quello che ci è permesso dai sensi. Non c'è nessuna possibilità oltre questo. Quindi di per sé, e ritorno, l'elemento spirituale, che invece prima era riconosciuto da qualsiasi disciplina, non esiste più. Questo è il grande problema, secondo me, del mondo d'oggi, della musica di oggi, eccetera, eccetera. Per cui oggi mi sembra che a volte anche qualche tentativo trasgressivo, controcorrente, diventi in realtà, ricade all'interno di un certo tipo di conformismo di questa società. Perché? Perché è privo di un elemento spirituale, che invece del quale invece la musica è sempre stata portatrice, soprattutto la musica reggae. Sul politicamente corretto penso di sì, c'è il rischio ovviamente c'è sempre il rischio che ci sia una deriva ideologica, per cui dopo diventi una sorta di caccia a questo e quello, però non lo so, penso che dipenda anche da caso a caso. Certo. Abbiamo già toccato diversi argomenti molto interessanti che pian piano adesso iniziano ad intersecarsi tra di loro. Abbiamo parlato appunto del valore dell'arte, di un aspetto di spiritualità, un certo interventismo sociale e politico da parte degli artisti. E allora apriamo questa questione. Molto spesso si sente sempre questa frase che io personalmente non riesco molto a digerire, ovvero quella che dice: l'arte non deve occuparsi di politica. Però è anche vero che, abbiamo detto, il reggae insieme fa parte di quella serie di movimenti culturali che durante la seconda metà del Novecento hanno vissuto dall'interno mutamenti, sconvolgimenti dal punto di vista politico, sociale, divenendo a tutti gli effetti delle bandiere, ovviamente sempre in chiave pacifica, perché questo è il valore dell'arte, di denuncia, protesta, movimenti emancipatori e via discorrendo. E quindi vi chiedo questo: ad oggi questo impulso al cambiamento nel XXI secolo, questo impulso al cambiamento, questo impulso all'impegno civile da parte degli artisti, esiste ancora? Avete notato dei cambiamenti? Ma soprattutto, questa è la domanda delle domande, qual è il ruolo dell'arte e dell'artista in questo secolo? Allora, esiste, ovviamente dipende dall'artista artista, se tu ci chiedi lo vediamo, ma allora sì, è una cosa però è diversa, nel senso che ormai, allora, la politica è diventata, o è tornata ad essere, credo, ma forse è diventata, perché è tornata ad essere in maniera comunque diversa, sulla bocca di tutti negli ultimi anni, no? E quindi all'improvviso, diciamo, l'argomento principale di tutti i social media era, non lo so, Black Lives Matter, oppure il Covid, oppure l'Ucraina adesso. Prima non era così. Certo. I ragazzi usavano queste cose per parlare di musica magari, vedi tu. Quindi è una cosa particolare. È difficile tenere, diciamo, i settori separati, nel senso che tu, l'artista o quello che si vuole definire artista, o il musicista, facciamo così. Il musicista è comunque un essere umano, una persona che vive in un paese, che quindi è soggetto alle difficoltà, se vogliamo, sicuramente alle dinamiche politiche di quel paese lì. Che si esprima è normale, non tutti lo fanno, c'è anche chi fa musica che non è assolutamente politica, anche se poi dipende sempre dal contesto sociale e storico.
la famosa cantante sudafricana che era stata messa incarcerata per una canzone che diceva voglio ballare, non era una canzone politica ovviamente, in quel momento lì però con la parte diventava politico quel messaggio lì. Ora, il reggae è politico, lo è sempre stato, ultimamente un po' meno, devo dirti la verità, diciamo che gli artisti sono sempre un po' più allontanati, diciamo, tranne alcuni hanno cominciato a parlare di cose meno rilevanti, siamo sinceri. Però io trovo che sia una scelta personale, non è che deve essere. Diciamo che dipende come lo fai. Gli esempi che vedo oggi sono abbastanza, non so se li prenderei come esempi positivi, non so, voglio dire, l'Eurovision è stato vinto dall'Ucraina, non mi direte che era perché avevano una bella canzone, non era di sicuro la più bella canzone, non è sicuramente stata una vittoria artistica. Fosse stato il vincitore mi avrebbe pure seccato a vincere, perché io vorrei andare lì per vincere, vorrei che vincesse appunto la musica, no? Certo. Quindi dipende, cioè questa domanda, questa risposta non soddisfa neanche me stesso che te la sto dando, però il messaggio è, secondo me i piani sono sempre interconnessi, non c'è una scissione, vero? Non puoi separare la politica dal resto, perché la vita è fatta anche di tutto questo. È ovvio che si vede tanto conformismo ultimamente, ecco, se vogliamo, si vede tanto conformismo, si vedono tanti artisti, musicisti che dicono la cosa che politicamente funziona adesso e tutti felici e contenti, questo sicuramente si vede. Dio, non che, cioè, uno può dire, beh, ma sai, ma anche durante gli anni della guerra del Vietnam l'opinione pubblica era abbastanza univoca nel fatto che non fosse giusto farla. Sì e no. Nel frattempo non vedo le stesse, nel senso non stiamo facendo musica contro la guerra in Ucraina, per dire, cioè, nel senso, o la guerra che sta per scoppiare in tutta l'Europa. Quindi vedo tanto conformismo. Quindi non saprei risponderti, di cosa devono fare tuo. Certo. Però che ognuno faccia quello che deve fare. Ogni momento, come dire, ogni incarnazione dell'arte, della cultura di quel momento lì è così perché deve essere così. Non è che c'è un'alternativa, uno può dire dovrebbero, ma non è che si può scegliere. È così perché in questo momento deve essere così, è inutile lamentarsi o può piacere o meno, stiamo vivendo in questo momento. Questo è quello che dobbiamo vivere. Certo. E domani vedremo. E mi chiedo, in quest'epoca, appunto, come l'abbiamo delineata, dove la maggior parte delle proteste si fanno se sono monetizzabili, proviamo a giocare a carte opposte. Abbiamo vissuto tutti questi 2 anni di pandemia, molte attività hanno sofferto, ma molto spesso ci dimentichiamo che l'arte, forse qualcuno non vuole essere d'accordo, ma è a tutti gli effetti un lavoro, è un dispendio di energie, c'è tutta una filiera che deve essere mantenuta e quindi è un lavoro a tutti gli effetti. Ora, io mi chiedo questo, questi 2 anni di pandemia hanno semplicemente sottolineato per l'ennesima volta come le istituzioni pubbliche tendenzialmente si dimentichino completamente del mondo dell'arte e dei lavoratori dello spettacolo. Era un settore che era già penalizzato da tempo e la pandemia ha semplicemente esacerbato tutta questa situazione. Per non parlare poi delle realtà piccole indipendenti italiane che non hanno, insomma, grandi fondi alla base. Ora, quindi giocando a carte opposte, che cosa dovrebbe fare realmente la politica per l'arte? Parliamo dell'Italia. Parliamo dell'Italia. Perché in effetti in altri paesi la situazione è sempre abbastanza complicata, ma non quanto l'Italia. Per esempio in Francia e Germania il sistema tutela molto di più. Allora, io non lo so che cosa potrebbe fare la politica per l'arte, perché è una domanda in realtà molto vasta e non sono preparato. Però faccio un esempio, ma proprio pratico. Che cosa dovrebbe fare, che cosa le istituzioni dovrebbero fare, ma non quando c'è l'emergenza, ma prima. Io faccio un esempio proprio che noi conosciamo personalmente. Quando andiamo a suonare in Francia, faccio un esempio, noi andiamo di solito, almeno quando fai concerti più grandi, in dei locali che si chiamano Zenith, che sono stati costruiti da zero negli ultimi 30 anni dai governi francesi, con un grosso investimento,
proprio per fare i concerti. In Italia non esistono posti così, nel senso che quando vai a suonare in Italia vai di solito, meno che non vai in un club che è sempre stato club, ma non so neanche quanti esistano, a meno che non siano cose esclusive molto grandi, nel capannone dell'ex fabbrica X, queste Aspetta, cose. esistono nel senso che esistono teatri, esistono arene, No, esistono parlo di club, sale parlo di concerti club. che però non aprono tendenzialmente, di sicuro non a reggae, fanno altri generi No, musicali. parlo ovviamente del nostro circuito. Questa è già una differenza tra quello che ha fatto la politica di un paese e quello che ha fatto la politica di un altro. Quindi creare, come si dice, le piattaforme, i luoghi dove uno ascolta la musica. Due, ricordo, questo non è solo dovuto alla politica, però per i giovani, quando noi eravamo più giovani c'erano questi progetti giovani eccetera, c'erano le sale prove, c'erano proprio le strutture per chiunque volesse fare della musica, avere una possibilità, anche nei paesini più piccoli. Queste sono tutte cose che le amministrazioni locali possono vedere. Certo, quello che ha fatto la politica invece durante questi ultimi anni è stato, noi non è che non siamo mai stati illusi di contare qualcosa dal punto di vista, come dici tu, di un aiuto vero, di una tutela vera, perché quando tu in Italia dici fai il musicista ti chiedono sì, ma di lavoro cosa fai dopo? In questi ultimi 3 anni c'è stato proprio come dire, il colpo di grazia, per cui tutte queste cose del teatro che deve avere capienza sì, capienza no, metà capienza, mascherina, cioè praticamente hanno fatto il possibile in una situazione certamente difficile, ma che in altri paesi è stata gestita in maniera diversa, hanno fatto tutto il possibile per, come dire, dare il colpo di grazia a quelli, e hanno chiuso tantissimi club, tantissimi festival non ci sono più. Un altro esempio di brutta politica, che è stata una fortuna in realtà per il festival, tanti anni fa, 12 anni fa mi pare, il Rototom Sunsplash, che era qua a Udine, ebbe quel problema con, adesso non mi ricordo chi era il politico lì, non mi ricordo, insomma che era stato, come dire, aveva una denuncia per circolazione di droga eccetera, e loro dovettero proprio per problemi politici muoversi e andare via dall'Italia. È stata una perdita artistica incredibile, perché portava tantissime persone, tantissimi gruppi, era proprio una manifestazione molto ricca. Da un punto di vista economico figuriamoci, perché dopo avevano messo le casse automatiche solo perché c'era una volta all'anno il Rototom. In Spagna è diventato patrimonio dell'UNESCO. Non ti ho risposto, però sto dando degli esempi che negli anni abbiamo visto in Italia di un'amministrazione molto molto triste. Certo, tutti questi aspetti inevitabilmente sono intersecati tra di loro per l'ennesima volta, quindi abbiamo parlato di valore dell'arte, valore dell'artista, percezione dell'arte della politica e percezione della politica dell'arte. Inevitabilmente, se tutti questi aspetti non dialogano tra loro, è difficile riuscire ad ipotizzare un futuro per l'arte. Ma allora vi chiedo questo. Da una parte c'è l'aspetto sociale, dall'altro però c'è l'aspetto effettivamente di come è cambiata realmente l'industria discografica. E inevitabilmente, dobbiamo dirlo, è un'industria sempre più famelica. Cioè, vediamo semplicemente quanti contenuti escono ogni settimana. Cioè, ogni venerdì, se prendiamo solamente per dire il mondo dell'hip hop, escono 5 dischi a settimana solamente in Italia, per non parlare poi del sistema mondo e tutti gli altri generi. Ora, quindi, in un'industria sempre più famelica, che tende a valorizzare quel risultato sul breve termine piuttosto che sul lungo, e soprattutto la forma sul contenuto senza mai creare quel giusto mezzo, quali sono effettivamente i consigli che vi sentite di dare ad un giovane esordiente che dice «No, sai che c'è? Io voglio fare il musicista, voglio fare l'artista, non mi interessa se mi dicono che questo non è un vero lavoro, perché questo è un lavoro. Che cosa devo fare? Cosa vi sentite di dirgli per distoglierlo da quel rumore di fondo imperante?» Allora, in breve, direi così, fallo per un buon motivo, nel senso che non puoi farlo solo perché è figo, o perché qualcuno che ti piace lo fa, o perché... Fallo, devi avere un buon motivo serio per farlo. Fallo non come lo fanno gli altri, cioè prendi dagli altri, diciamo, magari qualche tecnica utile, ecco, ma non fare quello che fanno gli altri, perché non ha senso, ci sono già loro che lo fanno, serve che fai qualcosa di tuo. E poi cos'altro potrei dire?
Cos'altro si può dire? Questo io direi. Uno che dipende sempre appunto il motivo, perché se uno lo vuole fare perché vuole, come dire, risultato sul breve termine, vuole i soldi, questo e quello, ci sono mille modi per farlo. Se uno vuole farlo perché pensa di avere, sì, anche in maniera ambiziosa, dico, un impatto positivo sulla vita propria e degli altri, allora certamente deve prendersi il suo tempo e crederci al 1000%, perché se 20 anni fa era già un problema, come dire, era difficile convincere se stessi e gli altri, adesso se lo vuoi fare in un certo modo penso che sia ancora più difficile, perché tutto il resto, come dici tu, è proprio un mercato così, famelico ma di squali. Certo. Grazie mille ragazzi, vi Grazie a voi. ringrazio per questa bella chiacchierata e soprattutto a tutto il pubblico invito ad ascoltare i Mellow Mood, ad entrare nel loro universo e soprattutto a fare quella fatica di imparare ad ascoltare, perché forse il problema della nostra società non è tanto quello semplicemente di ascoltare, ma di imparare ad ascoltare, quindi la prossima volta non fermatevi semplicemente al singolo, ma cercate di ascoltare tutto il disco. Buona giornata. Ciao. Ciao.